all'ITI Cannizzaro per presentare la gara di robotica nazionale che l'Istituto organizza annualmente per gli studenti di scuola superiore. Ed abbiamo come nostro gradito ospite il dottore Arena che rappresenta ST Microelectronics. Benvenuto tra noi. Grazie mille, grazie per questa iniziativa. Ci dice quale ruolo svolge ST con gli istituti tecnici, perché noi abbiamo ovviamente una relazione continua con ST, è un legame continuo dal punto di vista didattico, i nostri studenti partecipano ai vostri stage e voi sempre avete sostenuto anche la nostra organizzazione di Cannizza Robot. Oggi abbiamo il seminario. ST è, come molti sanno, una grande realtà industriale, una multinazionale nel campo della microelettronica e naturalmente ST ha il grande interesse nel contaminare il territorio, avere rapporti con il territorio per averne una ricaduta positiva anche in termini di identificazione di nuovi talenti e di fare in modo che le materie STEM cosiddette scientifiche possano essere in qualche modo propagate e possano dare ai giovani la possibilità di intraprendere dei percorsi di carriera in ambito tecnico e scientifico. Per queste ragioni, come ST, ci poniamo anche l'obiettivo di testimoniare ciò che facciamo in azienda, ciò che produciamo, qual è la ricaduta dei nostri prodotti nel mondo moderno in termini di efficientamento energetico, dell'utilizzo di nuovi materiali e anche far rappresentare quanto strategico è oggi la microelettronica nel mondo per tutto quello che in qualche modo abilita. È qui con noi il professore Graziani Salvatore, ordinario di misure elettroniche e delegato per l'orientamento, quindi della facoltà di ingegneria del DA in particolare. Professore, oggi noi presentiamo la gara nazionale Cannizza Robot che tutti gli anni facciamo e la facoltà di ingegneria è un nostro partner abituale e consueto, abbiamo sviluppato tantissime attività insieme ed in comune. Ci vuole dare la sua idea di contatto che deve esserci sempre tra istituti tecnici, nel nostro caso, ed università. Allora, sì, grazie, buongiorno, sono ben felice di essere qui nella mia doppia veste di delegato all'orientamento del mio direttore e di ricercatore nell'ambito delle misure elettriche ed elettroniche, perché mai come adesso il contributo dei giovani, per ora studenti e poi ci si augura laureati, potranno cambiare le sorti innanzitutto dell'umanità in un momento in cui abbiamo bisogno di implementare modelli di sviluppo sostenibili e questo contributo può grandemente venire da realtà quali quelle in cui voi operate, che sono realtà complesse, ma proprio per questo possono esprimere grandi potenzialità e sono qui per convincerci insieme in un percorso continuo di interazione che la Sicilia non è un deserto, che anzi quella che si chiama ormai la Etna Valley è considerata come una eccezione, come un esempio da portare. Tenete in conto che ci sono ormai flussi di ingegneri che al contrario non fanno più il viaggio della speranza, ma vengono nell'area del catanese perché ci sono rilevanti possibilità di lavorative in cui i nostri studenti possono innanzitutto, i giovani laureati dopo il diploma, possono trovare lavoro e sviluppare pienamente le loro capacità e contribuire al progresso complessivo per evitare di impoverire una terra che già è stata grandemente impoverita.
Abbiamo qua con noi il dottore Davide Trovato della CNA di Catania, perché dobbiamo presentare Cannizza Robot 2026, ma la scuola ha sempre mantenuto un legame costante con la piccola e media impresa catanese. Abbiamo realizzato tanti progetti di carattere formativo perché la CNA è molto sensibile al tema dell'istruzione e della formazione dei giovani. Vero, dottore Trovato? Assolutamente sì, grazie per l'invito alla vostra gara di robotica, ma grazie per la collaborazione che sempre avete, diciamo, prestato nei confronti di CNA Catania e del mondo della piccola e media impresa. È una partnership quella tra CNA Catania e l'Istituto Stanislao Cannizzaro ormai più che consolidata, che vede il suo momento, diciamo così, apicale, il suo culmine nel corso legalità d'impresa che teniamo ogni anno e che è arrivato alla 4ª edizione, che ci ha dato sempre delle belle soddisfazioni. Tra tutte le altre cose, proprio l'Istituto Cannizzaro partecipa al concorso nazionale di artigianato in classe di CNA, con il progetto del filtro per gli scarichi delle lavatrici alla zeolite di 3 studentesse del vostro istituto, e la partnership strutturale fra l'Istituto Cannizzaro e CNA Catania poi secondo me trova la sua massima espressione nel messaggio fondamentale che dobbiamo mandare, cioè quello di avvicinare le nostre ragazze, i nostri ragazzi ai mestieri tradizionali, che però oggi sono pienamente contaminati da innovazione, proprio perché il mondo dell'artigianato patisce il problema del ricambio generazionale e della continuità di impresa. Quindi chiaramente in questa scuola si sta facendo una gran bella semina che speriamo nei prossimi anni possa germogliare per noi imprese artigiane. Con noi il professore Placido Giuseppe Mineo, ordinario di chimica industriale dell'Università di Catania. Siamo qui per dare inizio alla Cannizza Robot 2026, dedicata alla figura di Stanislao Cannizzaro, a cui la nostra scuola è dedicata. Ma perché la figura di Stanislao Cannizzaro è così importante per i chimici? È importante per i chimici certamente perché è stato, diciamo, un innovatore della chimica organica. Ha lanciato un nuovo modo di vedere le sintesi chimiche, ha approcciato il mondo della chimica organica da un altro punto di vista, sperimentale, ma anche aprendo verso nuovi orizzonti della sintesi chimica. Ed è certamente una persona che è un faro per quelli che sono i chimici, sia siciliani, italiani che internazionali. Ma infatti, professore, noi come Istituto Tecnico Industriale, nato inizialmente proprio per lo studio della chimica, per potenziarlo, abbiamo mantenuto un contatto con l'università perché crediamo che le conoscenze importanti che i nostri studenti acquisiscono per diventare dei periti chimici hanno necessità di essere poi approfonditi in un contesto ovviamente universitario. A me pare che lei sia anche il responsabile di chimica sostenibile, sono il presidente del Consiglio di chimica sostenibile per l'industria, l'ambiente e l'energia, e certamente la preparazione dei vostri ragazzi come periti chimici è importante per noi, in quanto avremo come potenzialmente studenti già predisposti per quello che è il nostro obiettivo, la nostra missione di formazione. Tra l'altro questi sono periodi importanti sia per i periti chimici, per i chimici e i chimici industriali, da cui deriva poi il nuovo corso di laurea che io coordino, in quanto la richiesta da parte delle aziende e delle industrie negli ultimi tempi è nettamente aumentata. E quindi ringrazio voi per formare queste persone che poi potranno affrontare il mondo del lavoro in maniera con maggiore consapevolezza e preparazione.